Saluti a tutti, benvenuti a sta 62esima edizione di su Premio Ozieri. Deus eu pregiata a meda, emozionata a meda pure. Posso accompagnare in questo viaggio intra fueddus e paraulas da sa terra de Sardigna. Ma so pregiata questa se uso donando un segnale forte a tutta la cultura de Sardigna. Poi da Deus eu nasce, pascia e cresce a Bidegidro, manca i biva Casteddu, e chi stiano campitanesso. E Deus eu in noi, in sa capitale, dessa limba locutoresa. E questo è un segnale di amistade, di una volontà di Noa, di castiare a suo tempo benidori, quando era facci Noa. E Deus eu me da progiata per questo. E grazie a tutti. E spero, grazie dessi a saltura di questo premio. Inchizzauso subito, zerriendi su presidenti dessa giuria che dentro in noi, chiesti Dino Manca. Un saluto. Grazie a tutti. Si intendete? Sì. Un poeta, pittore e savidore arabo-libanese, naturalizzato americano, Khalil Gibran, ha annotato che non si può toccare sarveschere lucente si prima non si sono attraversato os caminos iscuros desa notte. Sarveschia desa vida non potete essere schena dolore e patimento, che ne sasanda las umbradas e predosas, che a cadomine li sono toccadas in sorte. Nasce l'uomo a fatica ed è rischio di morte il nascimento. Prova pena e tormento per prima cosa. E in sul principio stesso la madre e il genitore il prende a consolar dell'esser nato. Gai aia cantau su poeta recanatesu e Gai a ti sculpiu in versos predumura, fizu distinto e famau de supremu Otieri, cantadori stimau de Sardigna. Non bies che predarios, e rubos e predarios, prunischeddas e chessas e predarios, e mulloner de morte in sos predarios. Istranzoso in dommo nostra, da me da tempus semur rucrande sorgurutor de sa vida e attraversande esas camineras predosas de s'istoria. Un'istoria vatta e scritta da esos atteros. Cusarvocher de solidade, chi da edade in edade su murmutu tramandana, zichin a nordare tribulia e a nosa stringhe su coro. Non semusu galu resissioso a brusiare sa radichina de su martirio nostro. E galu semus isettande che zenia malassortada chi venza su lentore a non lavare sa spragas apertas. Sa sparagular de pache di speranzia de predumura, s'operaio de Luca Giuliana, su una barrada scussa de s'oscuro artisano del versos, su un faladas in singurtidorio de sumudore e de s'indifferenzia, uve mulia su ventu de su malutempus. Sa pena de sa Sardigna ermanna, de depimus issire tutti impare. Questa pandemia è semenande dolore, miseria, morte. Ma non bei spezzi custo. Sa patria nostra est in pena casichita essere, prosos italianos e sos sardor matessi, unu desertu irmenticau, arauda esumalu cussideru, esumalu vachere. Sa gente est apenada, isporada, istrac. Oie in custa temporada, mentre lego custo a resonu,
commente aia già precuntau quando, mi beni de dimandare a tottusu, a bocchi Sparta, commente podimu noi scantare chin su pedi stranzu supra su coro, chin sor mortor fulliauso in sa sprattasa? E come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore, fra i morti abbandonati nella piazza sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo? Commente podimu stando noi scantare? Ite pode facere un premio e poesia, promudare questa sorte vata e preda. Ite poden fa che sos poetasa, cali in portubata, deo pesso, chisa poesia potta facer meda, che ne poesia non va bellesa e che ne bellesa non va rimedio. E sa deledda a contau chi su rimedio a sormaler de su mundu zaccatata intro in noisi. Coro bisonzaere, nudattiru. Unu coro fatta e preda, difattisi, nos spingete in sospredarior de lacrimasi fustos. E cussandala lucente, commente un'arveschia, l'at inditada Publio Dui, cantore luvulesu. Beni stranzu, a mi chircare, ti lunaro a bocca e manna, tu e vale sprudessoro, esiserrata e saianna, a bertula zacatare, su barconito e su coro. Ma su coro ha bisogno di essere pesau, nutriu, accasazau. Procussu bicchiere d'educazione, sapiesa, buono scussideroso, bicchiere cussertu. Ma mascamente bicchiere bellesa, pacche e amore, bicchiere poesia. Ite amara es custa vita, ma sa vide su poeta allevi ad ogni pena. Cantenne a bocca serena issa vala che saetta. Tannosa era e netta, tannosa durca su mare. Basta solo de cantare, za cantone tutto impare. Pro custa resone, a pazzettau chi in onore mannu, de fa che su presidente di Supremo de Ottieri de literatura sarda ed è pedire a Zudu a sor giuraoso feminasa e ominese de Gabbale, Anna Cristina Serra, Clara Varina, Vittorio Ledda, Attilio Mastino, Antoni Canalis, Marco Fenudi, Bovore Tola, Zizzantoni Cossu, Riccardo Mura, Duilio Caucci, Gian Bernardo Pirodi, Cristiano Becciu. A issasa e a issoso torro grazias. Apo piccau chim piacheres, in preu prosichire su traballu de importu mannu, fattu da Tonino Ledda, Antoni Sanna, Enzo Espa, Nardo Sole, Nicola Tanda, Paolo Pillonca e Attilio Mastino, in prur de 60 chimbannoso, una vita. Ma vinzas e mascamente progettare una nea nova, un'isperanzia di accherrer prantare un unidu novu, chi potta tovo scrochire pro su tempur benidore. Un unidu novu chi di accherrer essere sarveschia lucente prosa letteratura sarda, prosa patria nostra. Custa è sa promisso, custa si spera. Grazie.
Gracias, signor Presidente. Apustis de gustus fuedos aici galanus. O luzirei con Mimmi Marco Venuti. Che sei su direttore artistico del suo premio, un applauso questo. Grazie a tutti. Benenido so poetas autieri. Gai nareia da Tonino Ledda. E gai oi stoise musichende a narrare benenido so poetas autieri. So poetas a chi dana sindonu autieri sa poesia si soro e su primi autieri li dà boghe in tutto il mondo. La musica scritto gai dai su 1956 damusu boghe e limba a sa letteratura sarda. E tanto con questa ora queremos vaghe goi o quando siamo in diretta a YouTube in tutto il mondo e per questo queremos salutare tutti chi sono vedendo questa diretta e queremos salutare voi che siete in noghe. Grazie. Aspetta buonasera se un pare a noi. Esti de importa un me davvero a iscrivere al suo canale YouTube e a seguire la pagina Facebook. Però in moi iniziamo subito e andiamo a sa prima sezione del suo premio. Sezione poesia sarda Antonisanna. Si reso in su palco Pier Giuseppe Branca, Giuseppe Tirotto, Gigi Angeli e sos de su Poetry Slam Sergio Garau, Roberta Cucciari, Alessandro Doro e Valentina Locche. Benvenuto. Primo premio, sezione Poesia sarda Tonisanna, Enas de Sosenatos, de Pier Giuseppe Branca, Ligidi Sergio Garau. Enas de Sosenatos. Chi tu e l'olrezzas in alas de cantidos orficos pagubigreo. Più sfazzile meda istranzes in mutas de dilliri, ridilliri, oppure a su bombo, rombò. Noi tolos, orfeos, Issena e solmudos en attos, a traer da intro su mulina, de pídigas undas astrales, pispizzos arcanos, e creo su leno ischimuzzu, de atteras andala signo noale, si puro annos lughe, repicche d'atteso dai te, anzenu nottada a sonare. Ammentas, attuami e lassa tra benas de prata e galena forrogen in te sabidores di schira e nidore santigo mudimine do madrighe cattarza d'origia a distinguersi steddu a sutinno e si schiglia e gangas a fruere muta de frundas fiados e frinas incantos e mundos addai. Ma due, barbarica musa, que mudas budrones de astros, inquinda los mudos, pispizza saió a Orfeos de domo, pro qui non recuan te badas, e quingeli sazza, contundas, grillandas de aleno, che i cussas, chi benas de res sonadores, a pretto più stundu ponian a dillos in nundas de gentes nuragicas. Forsi a concordu con cussa mattessi maretta de tempus e logum chi oire anappodere crasa fizzos tuos, prondaere sonidu e seru. Grazie. Ligi sa motivazioni del suo premio, su Residenti di Non Manca.
La poesia Enas de Sosenatos di Pier Giuseppe Branca segue percorsi nuovi, suggestivi, in gran parte inediti. È per le originali speculazioni filosofico-esistenziali, è per i riusciti e innovativi esiti estetico-compositivi. Ancora una volta è il pensiero poetante il vero protagonista della sua ars lyric, in linea con le sollecitazioni proprie di una ricca intertestualità. La voce del sardo poetare che sa magistralmente trasmettere senso dell'appartenenza e dell'identità, sentimento del tempo e memorie ancestrali, echi di mondi sotterranei e sideralmente lontani, segue attraverso la stessa verticalità del componimento sapientemente costruito il vertiginoso e ascensionale gravitare delle onde che, dall'auscultazione delle profondità della miniera, proietta il lettore sino all'infinito universo stellare, distante anni luce, definendo un suo originale universale concreto. Dall'utero materno ad Astra, senza mai recidere il cordone ombelicale che lega l'io poetante alla madre terra, alla sua storia, alle sue profondità sonore, ma anche ai suoi millenari arcani silenzi. La miniera de Sosenatos ha una lunga storia da raccontare, legata allo sfruttamento dei minerali di argento e galena e alle voci oramai sepolte di chi accompagnò la fatica rude con i racconti e i canti sardi di speranza. Sosenatos è però anche il sito italiano candidato ad ospitare il nuovo osservatorio di onde gravitazionali di terza generazione, l'Einstein Telescope, in grado di osservare i processi cosmici con sensibilità mai raggiunte finora. Qui sta il valore magico, evocativo e allusivo della parola. Qui sta il prodigio del linguaggio poetico che trova scaturigine dalla migliore tradizione orfica. Branca ha voluto e saputo liberare le voci del sottosuolo, che sono quelle di un intero popolo, catapultandole dall'universo ctonio della storia, la nostra storia malfattata, alla volta stellare e celeste del riscatto e della redenzione. Da nostro premio. Grazie Smeda. Andiamo innanti. Se uso sempre in sa sezione poesia sarda Antonisanna, su secondo premio esti Passaghi de Giuseppe Tirotto, Liginti Roberta Cucciari e Alessandro Doro de su Poetry Slam. Là. Sì. Passaghi. In divera le cola, V'è una piazza, papà. Manna. esagerata. Addì allegra che un albero di brano. In altri, con la malinconia degli spiaggi, passaduli stadiali. A voce Passeggiando vinnanto, mi pari d'intindivi l'allegri buldetti, chi sighini l'udrin, di la campana. sciumendi raboccagna, A osuscetta di fontana. afficcosi cari ridenti, E fiocchi groghi, azzurri e rui. a qua calzoni zappulati,
botti fammiddi. e ginocci curibui. Si marrecchio, Intendo finza in appello la maschera il rudulendi, un uomo fatto all'altro che in poddo ad accullucà, e la fotografia rimusa e la memoria. poghi in appacchio. Un bel manco mi rammento Tanti so passati che nada assegno e lo resto l'ha fatto lo tempo. e la sua filiata facoltai. Già, Lo tempo. non ventra l'escola prima, Nella piazza Vali. neppure le compagne di tanto. No, Altro gonta, altro da dolore. Più presto, con enchi l'escola, ne manco si vedia rumari. Grazie Smeda. Ligi di sa motivazione Riccardo Mura de sta giuria. A cominciare dalla prima Elsu, onde vera la scuola aveva una piazza, va. La poesia Passaggi di Giuseppe Tirotto face isiria lo volte sentito di lo tempo passendi. Un rio che si porta e distrugge d'ogni cosa, olvido sempre a contierra con l'ammento. Chi ci pidda volma lo segnaficco vundante di questa lirica, tu rasteddu, la piccinia di lo poeta, e dunque di tutti gli uomini, espressa da parole che fiorini dritto dalla memoria di l'occhi. Lo sono della campanedda, lo pultoni che va assai la piazza un mare di panneddi nieddi, onde si paldiani lo ruiu, lo grogu, lo viaitto di le fiuccheddi, la cara di li compagni, isvanita e mala riconosci per lo tempo passato. A parà lo tempo, o per lo manco lo suo effetto, vi porrisci solo la poesia. La di Tirotto è come l'ammenti chi la pienani, no rima o metro a costrignì lo cammino di Lielsi, chi scurrini liberi, teneccando sottroncati dal poeta, con sai tu e alti manna. La mattessi alti, chi vi oppa contà una ita, specchio limpio di la ita di Dugna Passona. E seuso sempre in sa sezione Poesia Sarda Antonisanna, teneu sul terzo premio a Gigi Angeli, po' Concordo e Mudines. Posso narrare una cosa? Da sa famiglia tua? Che tenisi un montone di artisti in domo tu. E detto te punerai grazie a poeta questo è su babbo, de Nanni e Paolo Angeli, che appunti due artisti da importo un anno su che donanta meda a sa Sardegna e a su un mondo intero. Grazie, grazie infinite. Sa poesia da Ligi di Settotto, poi tamannò da Ligi Giudeo. Insa. Silvanesse de Mudine, che in galena su Sabine. Concordo de Mudines. Tutti schietto, non da moete, ne moes tue, ma ho riparato se scu in appitto. E questo caso miras che pare che si stenie da studiare, per intendersi in ogni scutta e vaso. E cue in acceso a rimo mira sa sombra si allungata al de palattos con casco de balcones ancora aperto, si lastricato ingalenato e solo qualcuno s'allena a ricuende in solo e su traino svenan sos affannos tutti esponete a cabba fuori l'accana e fine e manna incumbis tuttue si stirride belluto, tessida dai mutines. Pidolosa si intende come in melodia si che va cancerare un pare in tremuleo o in concordo cado dai mille lenos
de passi da sfrina, scanza mastro per uno a cuviare. Gai in quinto, sa sfrina sticca dragana, e di angustia se pesso dur che su boi tu seras. Libero il bratto d'accisa se scoltare suono che no est, ma per sorte di dura che la scue, e in sumudire sera se s'appassi questo tutto, lebia, pare si che ingalenete, sa morte. Grazie. Aspetta. Avete noi. Ligi di sa motivazioni del suo premio, Clara Farina dessa giuria. Vado un'iscutta, rara, incerto al mese del sanno, quando su sole che scalende ha chintato da isumare, in ue tutto si gagliada. So spuzzone lassan de ciulare, so salvurese e saoga de suento e de sumare. Nudda si intende prusu, sinnò salboghese a concordo de sumudine. Chi sona da e canta da genza per un mastro, chi la scuviede. Est un momento de grascia, brossomine che assistidi a questo miracolo de sa natura, chi sos franceso scramana l'heure bleue. Ma pare chi dotto si dinga da in colore biaitto, caparede chi dotto si dinga da in colore biaitto. E su momento in ue sos affannoso e sospesso il dessomine si solvene in turchesa e biadia, e tutto pare chi morza da prodorrare a cominciare, cavina sa morte, pare d'un'ingalenata. Leopardi naraia da infiniti silenzi e il naufragarme dolce in questo mare. Sa poesia de angeli va edda da uno tue, che gomente un ispigiu reflessa da a isso e tutto e a noi che lo leggimusu, e nos ammenta da il tu montaliano. Su poeta fissa da imperaula al deghiles custo momento de ammaggio e pare de idere l'ora blu su film de Eric Romer su mastro de sa nouvelle vague. Grazie, lasciaso calai saggenti. In moi teneuso i saluti del suo presidente del Socio Premio Zieri della Letteratura Sarda, Vittorio Ledda. Buonasera a tutti. Certo, 66 anni fa si diceva benennidos poetas autieri. Oggi direi benennidos poetas da tutto il mondo. Siamo in mondovisione, potrei dire, e questa emozione è un'emozione immensa. Chi l'avrebbe mai detto che avremmo fatto tutta questa strada? E quindi devo ringraziare per forza di cose tutti coloro i quali rendono possibile questa manifestazione. Innanzitutto le poetesse e i poeti, tutti coloro i quali ci seguono con tanta passione e coloro i quali ci aiutano ogni momento, i soci del sodalizio che stiamo cercando di rinnovare. La giuria, quest'anno, composta da nuovi 4 componenti, appunto. I nostri sponsor, sempre numerosi e validi. E le persone che sono presenti stasera, innanzitutto il nostro sindaco col quale abbiamo discussioni spesso accese, ma che ci aiuta sempre tantissimo e col quale troviamo sempre un punto di accordo. È sempre alle nostre spalle, al nostro fianco. Il nostro vescovo Corrado Melis, che stasera saluto con grande gioia. E i politici che si sono occupati di darci un cenno della loro presenza, in rigoroso ordine alfabetico perché non vorrei creare danni appunto politici.
E quindi l'assessore Andrea Biancareddu, della Pubblica Istruzione, che ci scrive che riceve con piacere l'invito a partecipare all'importante cerimonia, ma purtroppo è costretto a comunicare la sua assenza per impegni indifferibili assunti precedentemente. Con l'auspicio che possa esserci in futuro una nuova occasione di incontro, auguro il migliore successo all'importante evento. Ci sarà certamente, lo rassicuro. Il dottor Nico Mundula, anche lui non può essere presente oggi. Infine l'onorevole Oppi, che ci scrive che dispiace non poter partecipare a questa bella manifestazione, ma per impegni precedentemente assunti non può essere presente e ci augura un proficuo lavoro e ci saluta cordialmente. A questo punto vorrei dire che obiettivi sono stati raggiunti quest'anno. Il primo era quello di rinnovare la giuria. Vedete, gli anni passano per tutti, voi lo sapete, e siccome noi vogliamo far sì che si rinnovi questo movimento e solo nel rinnovamento può andare avanti la tradizione, noi sappiamo che l'età è un qualcosa alla quale non si può porre rimedio e quindi i 4 giurati che abbiamo l'onore di avere con noi sono tutte persone molto giovani. Ma la cosa più entusiasmante è stato un riconoscimento a livello nazionale che è stato ottenuto grazie al lavoro di una collaboratrice del premio, che tra l'altro è una persona stupenda, la dottoressa Me, la quale ha assunto un onere gravoso, quello di prendere i primi 25 anni del premio, di risistemarli, collocarli, e quindi abbiamo ottenuto dal Ministero alla Pubblica Istruzione il riconoscimento del premio. Praticamente le nostre opere, le vostre opere sono beni di interesse nazionale. Questo è un successo eccezionale che direi va applaudito. Sulla falsariga di ciò vi comunico che le opere successive, degli anni successivi, che attualmente sono a casa di Antonio Canalis, verranno presto prese in mano dalla dottoressa Me. E a questo punto vi do un'altra notizia stupenda, e qui ringrazio Gavino Contu, il presidente e il factotum del premio Logudoro, che penso sia il secondo per vetustà dopo il premio Zieri in Sardegna. Praticamente la nostra fratellanza è surrogata da un'ulteriore alleanza. Il premio Logudoro desidera che anche le loro opere vengano tenute nella casa del premio Zieri e io lo ringrazio di cuore e chiedo anche per lui un grande applauso. E concludo questa prima parte dicendovi una sola cosa: quello che Antonio Canalis faceva da solo non riusciamo a farlo in 10 o 15. Grazie. Grazie Sa. Devo fare una cosa leggia, mi devo scusare, ma mantinavo che se uso in epoca leggia, scusami, poi se tutto salvo, bene, andavo innanti. E scusami, lo devo fare. Dici tutto che attraverso questo Covid, questo diavolo Covid, lo devo fare. Andavo innanti, serioso in su alcu, Luca Mele, Gonario Carta Brocca e Giancarlo Secci. Manca in cesti ed un saluto in diretta. Ciao. Cesti. E poi teneu su sa sezioni de prosa. Angelo Dettori. Ci sei su? Un applauso, vadeuso. No. Arribada. Che non se pressi, che non se brevo, arribada. Mo' cesti. Su primo premio, sezione prosa, Angelo Dettori, un sulitto de canna, de Giancarlo Secci. Ligidi, Gian Pietro Orru, de Fueddu e Gestu. Bisacando Boliada. Bisasso chi di Bragiada. In subiso isso fia sempre piccioccheddo a calzoni cruzzoso. E moi fu pensando a su viagem apparecchio, a su babbo. A su babbo lo pensa a meda. E fatto vato do zonna giovano, con su sombreri, andando a vingia a quadro o dorrendo con isso a palasa,
accaffava sa coetta de sa sedda e qui scoscicera se rubias per su frigamento. Fammi biri, narà mamma. Se tutto friao, figlio mio. Non mi pizia mai, riemudeo. Fammi biri, demonio. Non mi pizia mai, riemudeo, fuendomi. Noi sesi, babbo mi preguntata, furriendosi a metà e toccandosi su cappello con sa mano d'aretta. Balla che è? Poterà bene? No, Deo. Oh, hop. Babbo, azzizzata coi su sproisi, scostato del murrotto. Su guardo un frate a murroso e si muovia pistendo spesi de ananti in simperdao. Simperdao a retumbata. Babbo, eia, babbo, in vingia nostra, le puntilleppolisi. Ma voi te mi do preguntas? Di aici. De sicuro. Zio Nazio, Domenico Cumbingia sua, da cassao uno. De aderosu. Eia, uno leppori per un manno de uno gravitto. Babbo riada. Ligi di sa motivazioni, Clara Farina de sa giuria. Antoni è storrata domo sua a posti il de 26 anni de presone in continente, incurpato de uno sequestro de uno benistante dei Danoa. È storrato in tempo sopra che interrare sa mama, chi pare de appa da isettato su vizio pro morre serena. Su conto si sviluppa da avrà considero su a boghe arta de Antoni e faina sfittianasa, commente su de allughe su fuoco in Saziminea, simbolo forte de speranza de una vita noa e de sa famiglia, fattasa ripetendo sul matessi inzestroso de sa mama. Con sa tecnica de suo flashback, Antoni ammenta sa vita sua de vizinno, contata dai autore in sequenzia narrativas e dialogicas, equilibradas e ben esestadas. Tu teneusu su premio, Cestin. E moi andausu a su secondo premio, sezioni sempre prosa Angelo Dettori, su ballu de sas animas biadas de Luca Mele, ligi di Maura Grussu de Fueddu e Gestu. Onzi disamistade, in notte de luna piena, fi proibida, commente non fi ammittido sul rimpianto e sanneo, sa libertade più ampra. Giogos, burulas, leadas in giro, bufonende sas credencias più strampaladas. Finza sos filosofos, brincadores hábiles de teoría en teoría, finizerriados dai sudai tai de sos miradores de ambal partes, chi riende, chi è a corrientes al dentese. Fattendelo brigare uno con satero e insurdende con trumbittas, foddes e truveddas a cardinales cavani ruios entre púrpuras qui cegaían sos ojos. Sol purpurinos che puntos a sula minettaian de lo brugliare in uno fogarone o de los appedrigare finzas a morrere con sa matesi pedras filosofares in soro, si non de la finiana de lo intronare in sas orillas, ma riiana, fattendes freguras comente isquividos, cun sos cávanos ruios e rassitos, fattende oitos de ascenso e baiulada. In uno ghizzolu, a banda, chi varia da un luna park, fidandende un simposio amigale de teologos e scienziados, proischire si sos homines e bia aian un'anima, ma non de augaiana zola. Però non si arrendere tanto, d'ambogado si scuia chi baia troppo apolotu pro poter affrontare un misterio arcano con profondità de pensamento.
proite finis trobados de su tai de sol miradores de ambal partes, cun fodes e truvedas, e da sos tichirios che nesesse de una comunidade de monincas. Cun sa famiglia infattu, chi rattendesi sa mata su tesaiscu, faghian brincos de acrobazia de un urato a satero de sas arvores de su bene e de su male, in ue sutta si bina umbrados issos, sos untos e sos istudiados. Leggi di sa motivazioni Gian Bernardo Pirodi de sa giuria. S'opera de Luca Mele, su ballo de sas anima arbiadas, si distingue de per una originalidade pieni dai sestru creatore sou, commente puru da una fantasia sempre raida de visiones ispantadas, con sas cales autore resessi di amisciare contos e historias de sa civilidade più anticas de sa Mesopotamia, un pare a sa civilidade de sos nuragues e de sos guerradores de su populu xardana. A sa matessi manera, finalmente sos eroes de sos mitos clássicos andan a pare con filosofos antigos, teólogos y scienziados de s'edade moderna che a Galileo, attraessande comente una banzicallella su tempus, chi, comente iscries autore, esfrimmu e ne mancus or verbos contemplana sinnantisi e sinfattu. Impreande chi in destresa sa metafora e su paragone, e separande bene su momentu de fagre sa pausa in si scrittura, Mele faghe torrare a vivere sos biados de onzi tempus, cada die chi bassa luna piena in su mundu e sorvioso. Fina s'Adamo, chi espressa da s'incuminzu e s'umana zenia, le ha da parte a custu ballu tundu de anima arbiadas, liadas in sa galana musicalidade de sa limba sarda. Grazie. Sigheusu, con su terzo premio della sezione prosa Angelo Dettori. Fatto? Sì. Chicchia de Conario Carta Brocca, Ligidi Issettotto. Ho letto un canzo savinale. A me mi è messo a leggere, non che io ho particolarmente ganas di leggere, ma che pare che sul leggitore mio stile malaitavo. Videndo a Boboreddu tutto il s'ambentato e che ne vita, a chicchia si le via tartuddata sa carena e sto sogro spariando a fuoco saluttos. Uno dei suoi fondamentos, colonna portante de Sargiana Moras, fia di azioare a creatura di suo patente, ma questo umano de malinzile, furone de vidas innocentes, hai apposto sa grassile nostra in crisi manna. Hai squizzata da rennego e dolore, chicchia, colaia che frizza interi carvas e roccas, facendo una muida che balla i fusile. Portò lu cazzafura, zireia so sogro ad ogni banda, che ricandesi strano volatore, ma non per essiate lu segliare. Sa voladora pilosa, l'inghirea da intundu, facendolo andare a tortir vertis e ne chitare sempre de prus. E una paglia de ortas per allora che era a costa longa. Un passaggio de vericazzo in so scanner di su fucile e ha fatto partire un'iscoppettata che ha distronato in sa sattar de Sammandra. Sarbozzedda de prummu fiano andata a finire in una preda de carchina che la sei attorrata si secus che tanta refrizza minutas chi funghian so struzzor de sa celicas e sa carre de su cazzatore. Portolu,
che in uno diavolo in dogna pilo e conca e attorrata a garriare scoppette, che ricande sa levra che paria da erbidu volante che puzzone. Che chi è grassili non li dai a passo. Un'altra colata rasirasi e fin partito San Boscorfor del suo fucile, che noi arreghio a tanta potessia e se le via discartarato in mano, tazzando le poddiches e cara. Su cazzatore ingorroso, convinto che questo luogo essere ad affattuzzato, hai timbolato arma, cartuzzera e puzzone strofeos, e fia fuito che boi muscato, che ni schira ue. In meda s'hai ambido, canto chicchia, in difesa sua e dessas atteras creaturas, hai affatto. Venia da Pontissuso, però, a ammettere di essere in irriballaus in suo giudizio sprimmarzo sissoro. Su primo all'allegare fia di stato miale e cuccu, tornandogli grazie a quanto hai affatto, e scusandosi di questa malas intenzione de sos paesanos sissoro. Pustis e ha seguito Marietta Pica, narandoli chissà non li queria bruciare su Nidale, fian solo sos atters che le anche stati in bado a fare ricustazione. Che in antis, che a Pustis, tutto hai anche ricato de ponere paches che chi a grassile, che vedi ancommo non che un pericolo, ma un'ispessia devada sanadora. Su unico che noi ha mai dato istifazione, fizi un Mariane, su quale allegaia sempre male, de sa bichina gli innamora. Da essa die, in su chiradorzu de tottona perdiche e de sa vizza d'anima sua, non mancaian mai presenter de ogni azenia, istrinator de sa criatureddas, che speraian de sa grassile voladora una grazia, un azudu, una parola di conforto, che issa a nemmo negava. Grazie, Sa. Chicchia. Lucia. Non manti vostro s'accento. Lucia. Ligi di sa motivazioni su presidenti di non manca. La giuria conferisce il terzo premio per la prosa al racconto Chicchia di Gonario Cartabrocca, una favola morale che narra la storia di Chicchia, una iana mora, ovvero una fatta dalle sembianze di Martora, la quale, rimasta orfana e sola, viene adottata da una coppia di pernici. Si forma così una famiglia eterogenea di animali antagonisti, oggetto dei più crudeli commenti da parte degli altri animali del bosco. Il racconto è avvincente, preciso ed efficace sia sul piano narrativo che sul piano linguistico, e la morale, presupposto indispensabile del genere, è diluita con eleganza nell'intero testo. La crudeltà, i pregiudizi, l'egoismo, i disvalori tutti che accomunano il mondo animale e quello umano trovano un valido contrappeso nei comportamenti della Martora e delle pernici, vere rappresentanti della disposizione virtuosa alla mitezza, all'altruismo e alla collaborazione. E in moi, serriaus in su valcu, su sindico della città di Deozieri, Marco Murgia. Ce la fai? Sì, ce la Vai, faccio. pensaci tu che sono tutta introppigliata. No, penso sempre a come è impacciato il sindaco di Sanremo quando lo fanno salire sul palco. Ecco, no. Non so, Mi sento così, un po' perché veramente sento il peso di questo incontro, di questo appuntamento. Benenni doso... Il saluto storico spetta al Presidente, benenni doso poeta Sautieri, ma anch'io lo voglio ripetere. Benenni doso poeta Sautieri, quelli che siete qua, benenni doso a quelli che ci stanno ascoltando, benenni doso agli amici dei poeti e agli amici del Premio Ozieri. Io sono sempre un po' in imbarazzo e emozionato quando salgo al Premio Ozieri perché sento il peso
di questo patrimonio che ci hanno lasciato in eredità alcuni pionieri che nel 1956 hanno iniziato questo premio, non immaginavano sicuramente cosa sarebbe venuto fuori, eppure siccome ha tracciato un percorso che ha contribuito alla identità sarda che noi in questo momento conosciamo, siccome per questo motivo, cioè per quello che ha fatto, questo patrimonio diventa ancora più importante, più pesante, è un fardello che è ancora più difficile da portare. Per quello voglio ringraziare non soltanto gli amici del Premio Ozieri, ma tutti quelli che a questo evento concorrono tutto l'anno. La giuria, sono contento sia stata anche rinnovata, ma non dimentico la storia dei giurati di questo premio, ai soci e poi a tutti quelli che lavorano in silenzio perché questo evento si riproponga ogni anno, cresca e si aggiorni. Sono anche questo molto favorevolmente colpito dalla spinta in pochi anni verso l'ammodernamento anche della manifestazione della celebrazione proprio. Ed è importante, e chiudo perché siamo in diretta YouTube, è importante mantenere questo patrimonio perché questo della poesia e della letteratura è il linguaggio che riesce ad essere trasversale. È un patrimonio questo legato alla capacità di comunicare dei poeti e degli autori che deve essere esaltato in un tempo in cui la comunicazione diventa sempre più difficile. Fare riflessioni diventa più difficile. La superficialità a cui siamo spinti spesso ci chiude alla comprensione anche dei problemi. La poesia no, la letteratura no, ci costringe a pensare, ci costringe a essere presenti a noi stessi, essere presenti nel tempo che viviamo. E davvero grazie ai poeti perché fanno questo. Grazie a tutti. Noi teniamo un premio. Me mi dispiace me che non stai bene questo. Devo avettammo a Filippo Torto ma non c'è. Devo sopra dei Tiberi, però chi ci via da lavoro a Filippo Torto devo via pregiata pinza de Prusso. Si può dire? Naroso questo premio, tocca. Leggo la motivazione? Sì. Tanto, vi provo, fai due in saldo, fai due in saldo solo sommanno e su premio è un umano. Allora, stiamo dando un premio a Filippo Torto. Cannocesti però. Vero? No. La signora pure disperata. No. Tutti volevamo vedere il film. E quindi Filippo Torto questo che ti vince sa medaglia d'oro, non mica Bruscolini. Allora, le motivazioni. Ha spantato la Sardegna e l'Italia in 3 alle Olimpiadi di Tokyo, vincendo la medaglia d'oro in sa staffetta 4%. Savrimmesa e si intregua su sport, Parisi, con sa dota naturale hanno fatto la differenza per arrivare al risultato che questo atleta di valore mannu e sta ottenendo e ancora da ottenere, con sa saura nostra sincera. Questo premio non fa che gallo più fieroso, pro sa rainas, suasa o tieresas. Non c'è stissu, ma teneusu un video. Buongiorno a tutti, mi spiace davvero tantissimo non essere lì con voi, ci tenevo davvero tanto, però come vedete sono in pista, mi sto allenando per la prossima stagione che sarà ricchissima di impegni, però ci tenevo davvero a ringraziarvi tantissimo perché è un premio
che sento davvero davvero tanto, visto l'importanza che Ozieri ha per me e per la mia famiglia. Quindi vi ringrazio nuovamente e naturalmente cercherò di passare a trovarvi la prima volta che tornerò in Sardegna. Grazie davvero. Bello e bravo, bravo e bello. Questo è il suo premio. Offerto dal laboratorio Orfo Puggioni per una personalità di ozzirese del suo territorio che si sia distinta in suo campo, della sua cultura, dell'impegno sociale e del suo sport. Dove Deo? Dai, su sindico, tocca. Fai su valletto è cosa mia. Tengo su valletto. Ah? Avevo assimpressi. Mi? Su valletto. Bene in meta. Grazie. Sa. In moi è questo momento di essere in su palco uamaista, sa divina. Mi gasti amavi, ma mi olli bene ideo d'uscì in fondo. Rossella fa! Dove vuoi andare? Tocca, vai, dona i ziddos. Finalmente intendo una che sta in capitaneso, mi viene intendendo di sopra, è abbandonata. Issa è de Masuddas. Rossella! Mi, picchini uno. Uno. Piga su spray, tocca. Rossella, cantante attrice. Trofeo Provincia de Sassari. Per una trumba che valorizzi tramite questa tradizione etnomusicale o teatrale della Sardegna. Questo è il suo premio tu? Ti dà no. Allora, e non c'è scritto Rossella Fase e tui. Cantante attrice e tui. Trofeo Provincia de Sassari e esti Callè. No c'esti, però c'esti. Callè? No, è un trofeo. Oh, Castiado. Poi, una trumma o una persona che valorizzi o tramandi di tradizioni etnomusicali o teatrali della Sardegna e ti donaro de vuru. Grazie. Ligidi, sa motivazioni del suo premio a Rossella fa, Clara Farina. Tottu femminas. Non seguo il portal di accolto e chi so gasi contenta di poter dare questo premio a Rossella che proprio è un onore manno per me. Tanto Rossella fa sa gente conosci di Sandalas può andare a fora e scruccugliai mandata e torranta sempre su Goru e Sisula. Custo sun sosverso de sa cantone e Ciciri che ha fatto cantare in sardu milioni di italianos e non solo. La cantaian Sas Balentes è un gruppo di femmine artistas castellanas de sos anni 90. Rossella fa è s'autora, è una de issas, ma sa carriera sua è longa ed è in portumanno, artista con 1000 garas, con una formazione musicale solida, è mastra di musica, ricercatore di musica etnica, cantante, musicista, compositora e attora de teatro e de cinema, doppiadora de cartones animados, de salpiusu originales de su panorama sardo. Ad inciso parizzo il disco S'ultimo Baba in su 2008, ma pure Sighi Singin, Ciciri, Balentes e altro. Bella, ultimo vi accusto. Rossella mostra a chi ancora non vi crede che si può imparare la lingua sarda che è una lingua normale. Prova che musica jazz, musica brasiliana, musica etnica e che su sardo si mugia a tutti gli esperimenti culturali che a tutti usate la lingua del suo mondo.
Sas cantoni sua sono storia dessa vita de cada die, contano as altimorial dessas feminas o istorias ascoltadas sende minore in sa mitica ida dessa vizinnia, Masuddas, chi Rossella, il ricchi de ironia e de buon umore. Quest'artista, come intenara sa cantoni sua, arraigina sfortes e coro insisula, proprio gada iscruccugliato in attera sandala del suo mondo. Però Deu da lo intendi cantendi pure, eh? Do le intendi cantai? Sì o no? No, tu intendi? Sì. Tocca, canta, Rossè. Sì. Pitticca però, che mantina che non te ne... Io sono da vanitosa, sono da pregiata di questo premio, da punnavo a mamma, zia mia, in vita di sentito certo. Però via, questa cosa, devo dedicare questo premio a un comitato che è traballando nel sul ecclesiante in Mauritania praticamente, noi viviamo in Maurredus, un comitato formato da una ventina di associazioni, me lo sono scritta perché dico scemenze, un comitato formato da una ventina di associazioni che lotta o anzi lavora, perché lottare c'è già violenza, lavora per riconvertire la fabbrica di bombe che c'è la RVM che c'è a Domus Novas e che è molto... Aspettate. In attesa, siccome questo è un processo lungo e tormentato, in attesa di ottenere questo risultato, il Comitato si occupa di riconvertire l'economia del territorio attraverso una rete di imprese e di liberi professionisti che tutti messi insieme, si chiama War Free, che vuol dire liberi dalla guerra, che queste imprese, questi liberi professionisti hanno firmato una carta di valori che si impegna a evitare ogni coinvolgimento nell'economia bellica. Ollinai che se la base militare di Decimo va e gli dice per favore signor coltivatore diretto me ne dà verdura per la base militare di Nanta Gigagasa. Non ti indiono, capito? Si impegnano in questo, non collaborano con le basi militari e non collaborano, non si fanno coinvolgere con la guerra. Io dedico a loro perché è un lavoro duro e poco gratificante, però io sono contenta che esistano queste persone. Grazie, grazie mille. E poi ci aiuta a fare più bellina la Sardegna, cosa ne dite? Capito? Posso cantare la mia canzoncina? Certo. Allora vi voglio dedicare invece a voi questa canzone. Ho detto una cosa questa canzone, dove su lì hai detto questa parte? Non lo so usare io. Tanto vedi, rompendo tutto, rompendo. Allora, io sono di Masullas, però abito a Cagliari. E a Cagliari ci sono molti toppi ultimamente, è molto cadozza la nostra città. Io penso che qui a Ozieri siate gente più rispettosa dell'ambiente, più pulita. Cagliari è cadozza, leggia, mamma mia. Però mischini mi hanno accolto. Tempo fa ho avuto un topo a casa, ma non un topo, io dei topi non ne ho paura, un ratto. Un ratto in casa. Allora, dopo che c'era un paio di giorni, ho detto, non riesco a mandarlo via, mischino. Ho chiesto alla vicina di casa una rettonera, come le chiamate voi? La trappola, Appunto, come si innesca? Mi ha insegnato a innescarla, poi taci bongia entro, e poi ci pago da gaso. C'ha proprio sto gaso. Il giorno dopo vado a controllare, nuda. Su gaso vieni e su dopo non ci via. E allora stavo parlando di nuovo con la vicina di casa e si è avvicinata un'altra vicina, ma no, ci sposta. Funziona, ma no, ci sposta entra per un caso, antica, ma no. Una voi antica, con questa ratto moderna, minimo caso a Bruschiao. C'ha posto su casa a Bruschiao. Ando sa di avvatto, gastio, nuda.
E vemo sempre in sta rua, questione di queste vicine, no, ma no, caso poi e da arrivata questa, ma no, ci dà pesivoni vrstel. A una vita vrstel, che dice ad una rata bene, poi ti avvia appena tornato da Germania, e c'ha proposto pure su vrstel. E sa di avvatto su vrstel a Bruschiao, e un altro, che bisica, in tu c'è di verrà due righe se sarrato su cioccolati, poi non c'è cioccolato, c'ha proposto pure su cioccolati, nuda che nuda. E sarrato vi ancora girando in domo. Dopo fatto, sicuramente vi a mano. Ma mano non è mano, Appunao, danno dudimmo, però è cosa di dudimiri questo. A Puzzerriao i vigili del fuoco. C'era i vigili del fuoco, mi ha detto, guarda, e gli ho detto, ascolti, così, un arrato in casa. E Mannao, basta con questa storia, ci state sempre chiamando per i gatti, adesso anche per i topi. Poi no, maleducato. E quindi ho detto, vabbè, mi organizzo in altre maniere, c'è proposto di scaramella, sa cosa di scalanta sabrente, a sarrato, no, rosse, gialle, verdi, tutti i colori, tutte cose. Dopo 10 giorni non parliamo manco a retonera, parliamo su pranzo de babette. E tadiamo, no? Io pago le tasse, mi merito di essere assistita. A Puzzerriao sa protezione civile. È vero, E tu... Signori, è tutto vero, parola di Boy Scout. C'era questa protezione civile, una persona gentilissima mi ha detto, guardi, così e così, un arrato. E ma no, signora, che cosa brutta che mi sta dicendo. Ma noi non possiamo mandarle nessun uomo abile perché ce li abbiamo tutti nei monti di Capoterra cercando questo tedesco che si è perso. Ma che cosa frega se il tedesco si perde, mi sembra sarrato in domo. Ma no, deve chiamare i vigili del fuoco. Gli ho detto, li ho già chiamati, sono occupati coi gatti. Mi ha detto, no, aspetti, e questo è vero. Lei mi ha detto, aspetti, lei deve dire questo che le dico io adesso. Lei deve dire che il topo si è messo in piedi, che ha soffiato come soffiano i gatti, e per farmelo capire pure su telefono, fa no? Mi ha detto, e che poi si è messo in piedi e ha soffiato così. Gli ho detto, ma lo fanno veramente? E mi ha detto, signora, lo fanno veramente. E dopo attaccano. Quindi se lei dice, mi si è fatto così, grugi, impresa. E mi ha detto, quindi se dice così sono obbligati a venire. Poi no, grazie, ho chiuso, ho telefonato ai vigili del fuoco, poi no, questa balla enorme, perché il ratto da me non l'aveva fatto, però dopo fatto, in 5 minuti sono arrivati. Dlindlon suona il primo, da qui in poi la storia, che è tutta vera, però sembrerà una barzelletta di quelle, il sardo, il tedesco, Dlindlon vado ad aprire un monumento a Ria da questo vigile del fuoco. Ce l'avete presenti? Sono tutti grandi. Un monumento. Vado, apro e c'aveva una vanga enorme. Io gli ho detto, ma buongiorno, ma è la vanga? Mi ha detto, lasci stare signora, può sempre servire. Poi no, prego, dopo fate entrare. La mia cucina è piccola così, ma entrata con sta vanga. Vabbè, comunque è entrato, può sempre servire. Il secondo potata, un estintore. No, guardi, è cosa di topo, non è cosa di fuoco. Mi ha detto, signora, lasci stare, può sempre servire, è vero, no, c'è gente a ridere, ma è dottore. No, entri. Il terzo, via mano non potata nuda, però via bello, pensavo, può sempre servire. Dopo fate entrare subito, prego, proprio entravi subito. In 30 gli ho detto, guarda, deve essere in cucina. A quel punto è arrivato il capo della squadra, che si è capito subito che era il capo della squadra, e come entra di Aici. Noi li chiamiamo spallerisi, quelli che camminano con le spalle, no? Camminano così. È entrata e ha fatto, signori, allora, dov'è il topolino? Poi no, topolino, gente grezza. Che rozzo, no, non è un topolino, è lì in cucina, e la squadra è già lì. De canto vianta a mano non ti per niente sul logo. Non c'è entrata per nessuno,
Lì, girando nella mia cucina, gli ho detto: guardate, ha fatto il nido proprio sotto il mobile della cucina. Anti inghizzavo, a fai, 20 minuti di orologio, la che meda, Poi ci fai bessi sarratto, e di bessi sarratto inizia da una volta a s'altra, ci vede uno va in di e ci va a riasciampitendi, no? Azia da una volta a s'altra, in su frigorifero, in su tavolo, sa mesa de cucina e tutto canto, gussu con savanga, vigara savanga e vari, pow! Bloccato il topo con la vanga nel muro, si vedevano gli occhietti. E lì comunque abbiamo capito tutti quanti il grande senso della vanga. Bloccato lì, è arrivato quello con l'estintore, mentre quello lo teneva bloccato così, ed è fatto con l'estintore che fa ghiaccio freddo, fa ghiaccio freddo con l'estintore, l'ha estinto proprio, l'ha trasformato in un blocco di ghiaccio. L'ha trasformato in un blocco di ghiaccio, l'ha proprio ghiacciato lì per lì. E come da lì sta vanga, questo a terra. E quello con la vanga l'ha raccolto, e in divrenia da savanga. E il capo della squadra, effettivamente, non è proprio Topolino, E se ne è uscito mentre se ne andavano. Io li salutavo, addio, grazie, sta squadra di eroi, che comunque mi ha salvato la vita, o no? Io li salutavo, grazie, arrivederci. E lui, il capo, che continuava a riflettere, diceva, effettivamente, no, ma perché evidentemente... E riflette, no, effettivamente, no, evidentemente. E io l'ultima parola che ho sentito è stato questo, evidentemente. E ho deciso di chiamare così questa canzone, che parla di topi, si intitola Evidentemente. Non parla di questa storia che ve l'ho già raccontata, parla di un'altra storia di topi, ma nella nostra città i topi e le storie di topi non mancano. Prego la regia di mandare la basetta, la base nell'iPad, evidentemente. No, de singhiz, di aici a sapidata non ci davo su vai, povera gente. La sentite? Fia sa notte santo larentu, e sa rua ci via bessia, ai sa basca chi ci via, ai sa basca, squid squid, quando un'ombra scusi, fatto mi si chia, e sa di moria Gesù Maria, su pensamento, squid squid, dammi furia bavasa, e castio in sa notte oscura. E sa mane fai pronto, spray antistupro, a dobio du soga, rubieni e du su, all'otto ste brovura, anante me frimusu. Mamma mia, una medrona dopo il manuarato, o come ti da ovesi zerriai, c'è so chiamami una medrona, anate me si vuole di pei, e che c'è questionai, tu giuro se posta questionai, e teni argomento pure, si intende sta musica, ah no. Se Susin che castello non passate ratizzazioni, ordinai che adesso è un ospite gradito, quindi basta con sa moda, dormi via e descrilli dai, due vore se leggio, ma da non mi vongia serriai. Evidentemente ti comprendi quando su, non sei pericoloso su, evidentemente sa gente che riuscì. Una catastrofe quasi BBC, evidentemente ti comprendi qua sarà tu. E sua preziosità esotica, folclorica, per questa città, evidentemente, e non su in sa bassa, se riesci a fare in coro, forza Cagliari, forza Cagliari.
o dopo in mano a ratto, o commenti da ovesi zerriai. Ceso mamma mia a medroa, da noi ho chita di ma ventu ma non da vozu supportai. Ceso mamma mia a medroa, ma ti immagina nasa medroa in sarruga con sa coi terra di radire. Ceso mamma mia a medroa, a medroa. Rossella fa! Grazie mille. Per me su premio de piadesi possa frasi sa medrona che di narada tui purus e leggia ma de non mi pongio a zerriai. Su premio per me è questo. Mi dà nuovo di avvero. Scusate signori tecnici, ho fatto cadere il microfono. Grazie Rossella. Andavo innanzi con su premio, in moi, seriauso in su alcu, Domenico Angelo Fadda, Maria Sale, Rachel Falchi, Cannocesti, ma da saludamus in streaming. Ciao! In moi se uso in una sezione, no? Sa sezione esti Antoni Cuvedu tra poesia e cantico. Primo premio, Si ti mancan sos fiores, de Domenico Angelo Fadda. Canta da Emanuele Bazzoni, accompagnao de Nino Manca. Io sono andata a cantare una roghittedo, non tutto voi via per 10 minuti. Ma un arroghittedo, no, ok, anda bene. Ci sei, sì? Sì! Sì, si prova. Buonasera a tutti. Volume qua dentro, grazie. Abbiamo separato un assaggio di 3 poesie, una la facciamo a moda di Savilonzana, uno canto il re e una nuoresa. Facciamo un applauso a Nino Mancavuru. E buono ecco a tutti.
de ora Salugi si srevidi, eh? La Salugi. Si balua chi se dà
Sono impressionata de canto, punti, bravo su questo musicista, bravo sull'altro applauso. Ligidi, sa motivazione del suo premio, Riccardo Mura, dessa giuria. Con questa poesia, una deghina glossa fatta con arte e sapidoria, Domenicangelo Fadda si ingolli da fare uno dei meledus plus fungutus che oi affringinti sumanidadi. Questo del suo pago considero ed è s'abuso che someni ha fatto sempre a sa terra mamma sua. Un mondo coi acciso, con su sole in cara a riso, una luna a provvisare, ue mai la sa gattare, si pregonta su poeta. E sighi di affortiendo con fueddo sui scerausa de ghile, e si spanto e caro ranoso, che sustento tanadadu, fino a scusso s'alluadu. Immagini se ammunestusu, pochi somini comprenda e ponga rimedio, e si promore de gusto fueddo artu de poesia, chi su coro sa regina da e insamenti fai brottai in pignius possu penitori, custo accontessidi, Sandera e Sinnata de Bonufado. Se uso sempre in sa sezione Antoni Cubeddu tra poesia e cantico, sul secondo premio Lo sbiso con Boni Spera de Maria Sale. Canta Emanuele Bazzoni, accompagnau de Nino Manca. Teni a regioni Deo. Tu bisi Marco che teni a regioni che tanta cantata già? Tanti già cantata? In sa, picata su premio. Ligeu su motivazioni, sì? Sì. Gian Bernardo Pirodi dessa giuria. Ligi di sa motivazioni del suo premio. Sa poesia Lo sbiso cum bonispera de Maria Sale, dignamente a unidi in armonia poesia e cantico, comente in sos intentos de sa mattesi sezione de su premio. Su significu fungudu de sos versos suos e raighinaudu sas paraula bisos e ispera. Sos bisos de donzi umana creatura e si spera manna chi los fagher nascere. Custos arcanos intrana che na pelea per una in sos versos ottonarios e in sar rimas, in sos sonos e in sos intonos, in sar litteras repetidas finzas apparrere diligos tumboso. Gasi dende forza a sos significoso a pius de sa musicalidade de su componimento. Battoro i strofas, a bellu, ghiana su leggidore, attraessande sandalas de scurigosa ramarguras, prolompere infinitia a cui dispera bona e lugente chi ha donato su titolo a sa poesia. Custa ada un preio mannu, giuga paraulas chi sonana innanti de esser cantadas. Su terzo premio, Frinas de Beranu de Raquel Falchi, che non esti noi, ma leggeu su sa motivazioni e duvaidi di non manca vonoso. Allora, la giuria assegna il terzo premio alla poesia Frinas de Beranu di Raquel Falchi, un testo che si segnala per la giustezza della forma, con quei versi ben ripresi e ricombinati, e per il modo originale in cui si declina il tema amoroso. Sono in gioco valori come la fiducia e la speranza che sorreggono gli amanti nei momenti in cui la vita preme
con tristuras e francar de astore, nei momenti in cui la passione assume un andamento oscillante e la passione si complica come la sintassi dei versus Borthaus. Seriauso in su valcu Gerolamo Squintu. Dona da suo premio. Cadu Vigada però, Marco Fenudi. Essendo Rachel impossibilitata a partecipare, ha delegato a ritirare il premio per conto suo il nostro carissimo Marco. E noi teniamo un altro trofeo Cultura de Ozieri, offerto da Sapro Locco de Ozieri a Francesco Cossu, noto Zizzantoni, l'ho detto giusto? Giusto? Premio per una personalità di sarda che è particolarmente distinta in suo campo de sa cultura. Zizzantoni fa parte di quelle categorie che in questo periodo hanno a che fare con delle cose che non ci piacciono. Offerto da Proloco Ozieri per una personalità sarda che sia particolarmente distinta nel campo della cultura e della comunicazione sociale attraverso la televisione e la stampa, come scrittore, critico e esperto musicale. Elton Umatro di Cola in pensione, ma a parte istruire un amore e sul pizzino di scuola elementare ha entregato la vita sua a studio, a chicca e approfondimento della lingua e della letteratura sarda, componente della giuria del suo premio Ottieri e segretario del suo premio Locutoro, ha curato la raccolta del suo poeta Mannu Tieresu, Giuseppe Viraltru, tagliare la sua seconda edizione, ha visto un caloroso ringraziamento in questo periodo gente mera intervagare con la pandemia. Grazie. E noi c'è pure su pianista mio, che manca Deus a Castello, isso è de Sassari. Abbiamo unito la Sardegna. Lui è Simone Sassu, eccola qua. E poi mi tocca da cantare. Dove posso fare? Quando vi uso a Regionendi con Marco, ma questa canzone canto. Io non decidi a cali scioverai, no? Dico, e t'abbazzo, faccio questa satra, non scio mai, è sempre difficile. Ma sa che bu mannau Marco, Claudia, sì, ho l'uso spaziai pago pago. E dopo no, ok, e non sa si spaziauso, però mi serve aiuto. De pesi cantai con Mimmi. Dopo dei fai? Allora, questa canzone si chiama 100 Goncas. 100 Goncas e 100 Veritas, che sono valori.
po' me. Mellu attenni 100 goncasa che pensanta individualmente chi una scetti che decidi vodotto su. Mellu 100 goncasa, po' me. Tanti a saccabu da gatta sua soluzioni. Deu tengo 40 anni su. Mi sono accattata che via Sarda quando tenia 26 anni su. Perché essere sardi è una scelta, è un innamoramento, non è un dato di fatto che ce l'hai con l'anagrafe. Perché io conosco molti sardi nati in Sardegna che non sono sardi e moltissimi non sardi che amano talmente tanto questo posto che per me sono sardi. E quindi sardo è chi sardo si sente? Sì, per me sì. Essere sardi è un atto d'amore, è un innamoramento. E allora la mia domanda è questa. Chi se sardo tu vuru, narasidu eia, con me? Tanti eia. No? Eia. Fate sua prova, ok? Sa pregunta è chi se sardo tu vuru, narasidu eia, impari, ok? 1, 2, 3. Chi se sardo tu vuru, narasidu De Bruso, non mi basta. 1, 2, 3, 4. Chi se sardo tu vuru, narasidu. Chi se sardo tu vuru, narasidu. Chi se sardo tu vuru, narasidu. Narasidu. Chi se sardo tu vuru, narasidu. Chi se sardo tu vuru, narasidu. Chi se sardo tu vuru, narasidu. No, esti scelta nasce, si sardo, si scevera. Ok, questo è il ritornello. Devo comprendi, sì? A posto? 100 goncasa, via. 100 goncase, 100 berritas. 100 goncase, 100 berritas. 100 goncase e 100 berritas. Me lo attenni 100 goncasa chi pensanta chi una chi si duppada. Naviganti, noi protetti dai giganti, dalla costa con subento noi viviamo qui tra il mare e il Gennargentu. E le genti che da qui sono passate e ammaliate dal profumo di quest'isola non se ne sono andate. E in quel tempo dove tutto è verticale e sotto l'ombra del nuraghe pensavamo tutto in forma circolare. E i racconti tra il sacro e la magia, nei racconti della nostra nuragia. E quindi chi se sardo tu i vuru narasidu. Chi se sardo tu i vuru narasidu. Chi se sardo tu i vuru narasidu. Narasidu. Chi se sardo tu i vuru narasidu. Chi se sardo tu i vuru narasidu. Chi se sardo tu i vuru narasidu. No esti scelta nasce si sardo si scevera. Grandi menti, letterati e pensanti, Antioco Mauritano ed Efiso Turco sono i nostri santi. È quel tempo dove tutto gridare sotto l'ombra del nuraghe pensavamo sotto forma circolare. Chi la ama e la sente come sua, piragotta, piragrua, custa e moi e stivuru domu sua. Quello che teniamo a malavoglia sono le strade titolate a quei Savoia. E quindi chi se sardo tu i vuru narasidu. Chi se sardo tu i vuru narasidu. Chi se sardo tu i vuru narasidu. Narasidu. Chi se sardo tu i vuru narasidu. Chi se sardo tu i vuru narasidu. Chi se sardo tu i vuru narasidu. No esti scelta nasce si sardo si scevera.
100 goncas e 100 berritas, 100 goncas e 100 berritas, 100 goncas e 100 berritas. Me lo attenni 100 goncas a chi pensan tanchi una chi si du pasare. Uno sono è certo, canta, s'ammori, wow wow, non te ni tonu, s'ammori. Uno sono è vivo, uno sono è bo, canta, s'ammori, wow wow, non te ni tonu, s'ammori. Chi sei sardo tu i buru narasi, chi sei sardo tu i buru narasi tu, chi sei sardo tu i buru narasi tu, narasi tu. Chi te sardo tu i buru narasidu, chi te sardo tu i buru narasidu, chi te sardo tu i buru narasidu. No esti scelta nasce si sardo si scevera. Simone Sasso! Devo tornare al personaggio. Ma difficile sti. Mamma mia. E moi andausu. No, dove andausu? Serrausi su Alco. Franco Piga. Maria Teresa Rosu. Sandro Biccai, Dante e Rio Cannocesti ed salutiamo in streaming. Ciao! Ci sei, sì? Sì, arrivata. In Moideneusu, sa sezione Poesia Sarda, Antoni Sanna. Teneusu un primo speciale, Tonino Ledda, offerto da su Rotary Club de Ozieri a Franco Piga. Posa poesia Sabriga. Ligidi Marco Fenudi de su Poetry Slam. C'è questo? C'è? L'altro. C'è questo? Perfetto. Sabriga. Non requere sintesa, Sabina mia, muda. Già di mente sa sombra serentinasa e fadosa frinasa chi a sa carne nuda e s'anima dichidano ogni offesa. E te che chi cria parennende a chigiata. Solo vastizzo so tu mi presentasa e ogni pena assentasa. Nenni che è passata e che resi chi la ponza in poesia. Poi lo ego a trogasa. Chi sono i fidiatasa. Biasa e foste questa appena tuasa. Chi mudu guasa ma anche sera infuratasa. E frittasa a disorande la bogasa. Canta a notte sei zende, tu e deva sa sola. Sempre in briga pro rimasa e pidinoso, il traccoso, che runzinoso giovato in samola. Ciughilgiu, che ne si da sempre andende. E itte, a bibrigare, manca una forza se briu. E issa te ne totta sa regione. Ma este prosa passione, e che mi intendo io chi sigo questi scrivere e pensare. Omo la lasso in pasu. Tanto non deo cazzola, chi tromma dissa e deo massalene. Non sa da fa che bene, deo solo, issa sola, ma sempre un pare, fino a so casu.
noi. A. Ligidi, sa motivazione del suo premio. Cristiano Beccio. Sa giuria ha dato su premio speciale Tonino Ledda a sa poesia Sa briga de Franco Piga. E su poeta, promedio di una regionata geniosa con sa pinna sua revessa, non conta da sa mattana de ponne verso socando con da pinna e sempre alla menta e non quer relatare in verso sa pelea de su poeta. Solo vastizzo tu mi presentas, nende mica è passata, e cherese chi la ponze in poesia. Ma combina da tutta s'imbesse, che questo tema, con nottu meda in letteratura, desispirazione chi mimina da, quando non manca in tutto, es che chi li die balia a Franco Piga pro mostrare s'arte sua e sa capacità di desestare su verso e di andare a manudenta con salmusas. Lo bigudeu. Po' me. Ciao. Ciao Franco. Sezione poesia sarda. Antonisanna, premio speciali Franco Marongiu, offerto del suo Lion Club Ozieri a Maria Teresa Rosu, prosa poesia Massinza Saeste, Ligidi Valentina Locche del suo Poetry Slam. No, prova, eccola. Ma senza saeste, de sa luna caritonda, esorraio stessendo. Fermati, non si tiene nulla. Lo so, è così. Spegnete gli altri microfoni. Ciao da capo. Ma senza saeste, de sa luna caritonda, e sorraio stessende che in cristallo s'arronda, promissar de affranzus e fiden di novas. Ma senza saeste, de sa luna caritonda, e sorraio stessende che in cristallo s'arronda, promissar de affranzus e fiden di novas. Canaschi s'amore, in avreschi tardemare, ma lo pesa sandera, desaiana arva, piccande a groppera, zordinzo esa notte. Ma senza sarvore, desorgutturor de monte, e su tempo schilliande, zasparaular de ponte, supre un'istatea, chi pesata non sinna. Si mi das un vaso, de pruin casititta, i agurris armonia, de animar floritas, i sosocros chi contan, un attero capitanni. Ligi di sa motivazione del suo premio Salvatore Tola de sa giuria. Con questa poesia di Maria Teresa Rosu ritorna il microcosmo idillico intriso di emozioni e di suggestioni incantatorie.
un incanto favolistico velato da una malinconia in sospensione. Il paesaggio marino, con la sua aura lunare, si presenta come un ordito, una trama di fili, metafora dell'amore, fatto di promesse e brucianti passioni e caduco come la vita stessa, il cui vero sarto è il destino. La trasfigurazione immaginifica è sorretta da una ricca tavolozza di figure retoriche del significato e da un reticolo di sensi sapientemente nascosti. Sezioni Angelo Dettori, prosa. Premio speciali Panaton Club Ozieri a Sandro Biccai, prosa, sa medaglia. Ligidi, isso è tutto. Posa prima volta, da quando il entrata in istanza, Alice s'abbizza a chi sa gara de Carimma s'è fatta un pago più serena, per dinde cussare anche zida chi fa chia di spavento solo alla baidare. E gai è tutto so soggio, scanlassato in cammino su vele, chi che lo saia d'ingultos, porettando in mesa s'ultima calta chi vuole giocare. Si divotto dare un cussizzu, in numene de sabiganzia che amo scontivizzato in pizzinnia e chi si chimmos a mantennere, lei ancora una vagge ora spobi pensare bene. Serra so soggios e isa d'indunu zassu che gli dà serenidade. E un'altainie pone de addenanti di una bilancia a manna, in due pone sa un'ala sa scosas bonas e a sattara sa scosas malas, chi vodene naschere da esa decisione de si ritirare da esas Olimpiades. Severa su e vaghere, a seconda de sala chi ruessa bilancia. In numene de s'amiganzia, chi non liga da che sorres, affetto su cui sizzu che mi das, e mi leo al catteriscutta può decidere. A se tue, sa prima a ischiesa veritade. Con questa speraula, Scarimma lascia ancora bel tusaidu a sa possibilità de bidorrare a pensare, e Alice si speranzia de poter descrivere de sa medaglia e oro vinchida da esa amiga in una Olimpiade de paghe. Grazie. Leggeso sa motivazione del suo premio? Un conto bello de amiganzia ed è sentito cuadoso il suo mondo de oe. Si struttura de s'opera, chi pone fatto a suo contesto de so pensamentoso e de sa fatta de chi li dan vita, sa maniera de contare e sa limbagiara che imprea Sandro Biccai, es che chi li bonza anca e coro e che giutta sul leggidore belle in mesa a suo conto. E fino a si va edda de attualidade su mondo de oe in die, dessi napizzoso, sentidoso, imparoso, chi mai si can ammorrere. E custu, mancari che sia di su sulcu de una letteratura moderna, a su contu, li dorrado salenu de eternidade. Sezione Antoni Cubettu, poesia e cantico, premi speciali Beata Vergine del Rimedio, a Dante e Riu, prosugantico a Stravadori Murgiagnola. Dante e Riu non cesti, però sa poesia da gattaisi in susittu del suo premio www.premiozieri.it. Ok? Un applauso dove devo usare. Ascoltauto sa motivazione del suo premio, si dà il liggi di Clara Farina.
a Sravadori Murgianiola. Sempre sos poetas de Sardigna han impreato sa poesia pro dare e ischire noticias de sos amigos che vin atesu. E pro dare mezzus prou de s'abilidade in soro, inventaian a modas e modello noso a sos scale devia rispondere con su matessi modello. Su 4 trove dado de Dante Riu est un omaggio a su poeta e amigo Salvatore Murgia, capo mastro de modas e modelloso produttus os chi si chereni scumproare, cust'arte difficile capazze de incantare e de spantare. E Riu imprea sas formas e sus incastroso con abilidade e competenza, misurendesi con forma noasa pro sa tradizione letteraria de su capo esutta. Questo è su premio. Salutaus a Dante. Seus arribendi a Savini di questo evento, Deo Luceria in su palco, Floriana Me e Vittorio Ledda. E c'è pure Cristiano Beccio. Amore. Portala. Io la farei salire. No, arzia dottus, no, sapippia. No, ho leusu sapippia puru. Deu ho lo salutai a sapippia. E quindi facciamo un applauso a Sapippia. Chiama anche che si prepari anche Gian Gabriele Cau. Gian Gabriele Cau, in cesti? Avie? Sì. Ho leusato i puru. No, sa sposa, non fai ci volentieri. Leggimus la motivazione del suo premio a Floriana. Floriana a me si è incurata di catalogare sa opera del suo primo 20 anno del suo premio Tieri. Resessende a non fare ottenne su decreto de declarazione di interesse storico dell'archivio del suo premio Tieri di letteratura sarda, dal suo Ministero della Cultura. Un risultato storico che non piena di contentezza e pera proseguire sa vaina de amparare sa lingua sarda che siamo condividendo dai su 1956. Grazie a Floriana. Matteo credo che ha su primo premio banda da Cecilia. È peggiorata la situazione. Sei arrivato a Salvini, no? No. Ah, ecco. Sa motivazione del suo premio a Gian Gabriele Cau. Gian Gabriele è un studioso del valore e rigore mannu. Con sa chicas e pubblicazioni suas ha contribuito a dare luce a operas e testimonias sia di storicas che artisticas del suo territorio e della Sardegna tutta canta. Non l'aggrada da comparere meda in pubblico. E questo fa che più onore a spirito sincero e disinteressato che guida da suo travaglio suo. Vittorio. Ah no, prima dono il suo premio? Sì.
Grazie, Vittorio. Nel chiudere questa serata che definirei stupenda, nel ringraziarvi, come ho già fatto precedentemente, vorrei brevemente dirvi quelli che sono i progetti prossimi. La massima collaborazione con l'Università di Sassari e di Cagliari è nei nostri progetti, e penso che qua abbiamo sicuramente il Presidente della giuria che sarà d'accordo con la giuria tutta. E il secondo problema grosso è quello dei finanziamenti. Quest'anno la Regione ha concesso, lo scorso anno, un finanziamento il 15 dicembre da spendere entro il 30 dicembre. Avete capito tutto, insomma, è un po' un problema. Speriamo che nel 2022 questo non accada, o perlomeno che se ci saranno dei finanziamenti come noi auspichiamo siano utilizzabili per tempo. Volevo finire e concludere ringraziando ancora il Circolo Saena che ci ha dato un grandissimo aiuto, e poi la GL Produzioni che si è occupata di creare questo splendido ambiente che è diventato tipo night club, ma è bello lo stesso. Ed infine volevo ringraziare in particolare, oltre che Antonio Canalis, che rimane sempre la nostra anima, anche Marco Fenudi, che sta facendo di tutto e di più, Pierluigi Saba, tutti i soci che si occupano di portarci avanti. Volevo finire con una chicca e vorrei chiamare il nostro pianista qua, che ci racconta una storia, e io vi saluto. Grazie ancora. Grazie a tutti. Io sono emozionato, insomma, di venire qui a Ozieri, è una cosa che mi tocca molto per tanti motivi, perché io ho frequentato questa città da sassarese nella seconda metà degli anni *80, ho suonato in tanti gruppi ozzieresi, c'è un'antica amicizia che mi lega con Marco, e ho scoperto da poco che mio padre, Pietro Sassu, etnomusicologo, nel 1967 aveva vinto il premio Ozieri, e ho qui la medaglia che mi ha dato mia madre, Sagra Nostra Signora del Rimedio 1967, 12° premio Città di Ozieri, secondo premio della sezione saggistica, che ora evidentemente è una sezione che non c'è più, ma all'epoca c'era, e il premio venne vinto per questa pubblicazione che fece mio padre per la discoteca di Stato, si chiamava così all'epoca, ora si chiama Istituto Centrale dei Beni Sonori Audiovisivi, e l'opera si intitolava La gobula sassarese nella tradizione orale e scritta. Quindi, siccome è un libro introvabile, magari, insomma, potremmo, chissà, pensare a una ripubblicazione, a una riedizione di questo libro che appunto ha vinto questo premio qui a Ozieri nel lontano 1967. Io non ero nato. Grazie a tutti. Allora, io approfitto della presenza di questo grandissimo pianista che è molto, come dire, diciamo timido, però è veramente un grande pianista. Non perché lo dico io, perché lo dicono i fatti. Quindi, oltre, come dire, ci ha legato, quando ho avuto con piacere la richiesta di Antonio Canalis, di Vittorio, di cercare di fare qualcosa per questa edizione, proprio uno dei primi a cui ho pensato è a lui, e subito dopo Claudia, perché Claudia crede nella sardità, e quindi ho detto Claudia deve essere nel nostro gruppo, nel gruppo di lavoro. Quindi io ringrazio di cuore Simone, ringrazio di cuore Claudia. Siamo tutti volontari, quindi ringrazio di cuore di questo dono che hanno fatto a Ozieri, un po' per questo legame che ci lega. Claudia è legata a Ozieri, un po' tutte le persone che hanno collaborato. Chiamerei anche Michela qui sul palco, chiamerei anche Pierluigi Saba, che anche lui sta sempre un passo indietro, però è un grandissimo lavoratore, socio. Quindi qui chiamerei i miei amici del Poetry Slam per farci una foto tutti insieme. Se mi sto dimenticando qualcuno, datemi qualche calcio negli stinchi. Ringrazio anche Cristiano perché sta dando una mano nel gruppo di lavoro come socio, come giuria, nella giuria ci sta dando una grande mano.
e quindi non posso che ringraziarvi tutti. Sto parlando in italiano sia per l'emozione, ma anche perché vorrei salutare tutte le persone che ancora sono qui in sala, le persone che sono ancora collegate in diretta a YouTube, da tutto il mondo. Ci sono i circoli dei sardi che voglio salutare veramente di cuore, perché il premio Ozieri porta la Sardegna nel mondo e voglio ringraziare veramente tutti, perché niente, ci aspetta tanto lavoro da fare, tante emozioni che vogliamo condividere con voi, con tutto il mondo. Grazie, grazie, grazie. Però una cosettina la voglio dire anche io. Abbassate questa cosa. Grazie a tutti, ce l'ho messa tutta. Grazie. Ecco qua. Non andare? Una foto ricordo con la giuria. Salutiamo la diretta, andiamo a sfumare l'audio. Bella foto ricordo con la giuria. Vai Antonio.